L'incontro oggi è per presentare la petizione da noi proposta alla Commissione europea per le petizioni e già accolta dalla Commissione. Contiene una severa censura alla proposta regionale di creare una traversa, una cosiddetta traversa, nella zona di Dignano, con il falso presupposto di risolvere la problematica delle alluvioni del Tagliamento, con un'opera impattante e un'opera che oltretutto è costosa e non risolutiva ai fini della tutela delle zone basse e della foce del fiume Tagliamento. Cosa comporterà questo primo sì a questa petizione? Adesso attendiamo una censura formale sull'operato della Regione e sulla proposta portata avanti. Che cosa contestate maggiormente a tal riguardo e quale alternativa o alternative proponete? Contestiamo il fatto che una traversa non risolve il problema, anzi lo aggrava, e soprattutto che la traversa, così come proposta dalla Regione, non sta in piedi dal punto di vista statico. Siamo qui anche per dire che il Tagliamento va visto dalla sua sorgente alla foce. Noi abbiamo già redatto un progetto che è un progetto ispirato sulle norme recenti europee per la tutela dei fiumi, una soluzione rispettosa dell'ambiente che ottiene effetti dal punto di vista idraulico sicuramente migliori.